Puntualmente, ancora una volta, Mariamico Agrigento riesce a documentare un'emissione anomala di un grande versamento di liquami direttamente nel fiume Acragas, andando a inquinare ulteriormente il mare di San Leone di Agrigento. Lo scarico incontrollato dei liquami si verifica nella zona del villaggio Peruzzo, all'altezza del mulino ex Taglialavoro. Una cosa simile era già accaduta nel 2022, quando, dopo una nostra segnalazione, sia l'ARPA, l'ASP che la Capitaneria di Porto avevano individuato la presenza di uno scolmatore nella rete fognaria che provocava lo scarico delle fogne direttamente nel fiume Acragas e senza alcuna depurazione. La mancanza di controlli, dichiara Mariamico Agrigento, e l'assenza di manutenzione ordinaria e aggiungiamo noi la tracotanza dell'AICA provano per l'ennesima volta un danno irreparabile al nostro mare e alla balneazione. Di questo grave fatto abbiamo prontamente notiziato l'ARPA, l'ASP, la Capitaneria di Porto, i Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Agrigento, il Comune, l'AICA e ovviamente la Procura della Repubblica di Agrigento. Noi manteniamo, conclude Mariamico, alta l'attenzione sui problemi che determinano l'inquinamento del nostro mare e dell'ambiente. Questo è quello che cerchiamo di fare da anni con il nostro modesto contributo, svolto costantemente per provare a risolvere e limitare i problemi che possono mettere a rischio la balneazione e l'ambiente in generale. Siamo alle solite ad Agrigento. Arriva l'estate e arrivano i problemi del sistema fognario. Come è accaduto già nel 2022 c'è stata un'interruzione della canalizzazione delle acque fognarie che invece di arrivare al depuratore Sant'Anna sono state sversate nel fiume Acragas che arriva direttamente a mare a San Leone. L'AICA ci ha confermato questa rottura e che è venuta la riparazione, però non è possibile che di queste cose si accorga sempre Mariamico invece che loro e invece che di avvisare gli organi preposti delle rotture, perché si rischia di rovinare la stagione balneare come avviene da diversi anni ad Agrigento.